Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto nuovamente. Accanto a me c'è l'ospite Luigi Bagnariolo, consigliere comunale di Cinto Cammaggiore. Dopo parleremo con lui dei disastri della politica nel Veneto orientale. Il TAR del Veneto, come abbiamo detto ieri sera assieme all'ospite Rambuschi, ha infatti respinto la domanda di misure cautelari, la richiesta cioè di sospensiva dei lavori e della fissazione di un'udienza ai primi di dicembre e fissato l'udienza per il comparto Pio X per la trattazione del ricorso al 16 gennaio prossimo. Arriva a tal proposito il commento dell'amministrazione comunale di Portogruaro. Si tratta di un primo fatto positivo, ha commentato l'amministrazione comunale. Il comune di Portogruaro ritiene infatti che il piano urbanistico attuativo, il PUA, approvato sia stato adeguatamente ponderato, risponda ai requisiti previsti dalla normativa e sia dunque pienamente legittimo. Attendiamo ora l'udienza di gennaio per la trattazione del ricorso stesso. Luigi Bagnariolo, sindaco di Portogruaro 20 anni fa probabilmente, anzi sicuramente così, nel 91? Sì. Ah, ecco, beh, anche di più, 21 anni, insomma, siamo lì vicini. Io direi, volevo farle commentare questo fatto della sospensiva sul ricorso del Pio X. Sul Pio X sono 20-30 anni che si sta ragionando sui parcheggi sotterranei, quindi io sono favorevole al fatto del recupero di quell'area lì. Ma anche i cittadini di Portogruaro evidentemente sono favorevoli se hanno votato la coalizione che ha vinto, il cui programma appunto prevede questo. Sì, ma è anche corretto dal punto di vista urbanistico, cioè non possiamo lasciare una struttura così che non dia nessun vantaggio per il paese quando Portogruaro ha carenza di parcheggi, ha carenza di servizi. Cioè, se vogliamo rivitalizzare il centro storico di Portogruaro bisogna utilizzare tutte quelle aree come il Pio X, come l'ex Federconsorzi, come l'area vicino alla ferrovia. Cioè, Portogruaro cresce solo se si sviluppa dal punto di vista urbanistico e economico in quelle aree. Una domanda